Che c'è, giovanotto? Ma è proprio vero che la cozza nera fa male, eh? Beh, guardi, io direi di no. No! No, no! Grazie! La cozza nera è il mio frutto preferito. Ora faccio un po' di dieta perché è stato proibito. La cozza nera, tutti dicono che è inquinata, ma la gente che ne ha voglia quasi sempre la vuol mangiare. Quando stai sullo scoglio e da giù lei ti guarda, come dire sono qui, non mi prendi. Puoi tentare con la mano a chiapparla per baciarla, ma pensi che fa male, la lasci stare. Niente, dottore! Dottore! Ancora lei? A me la cozza nera mi piace tanto! E allora? E vorrei mangiarla spesso! Certo. Mi dica la verità, la posso mangiare sì o no? Ma vai tranquillo, mangiala! La cozza nera è il mio frutto preferito. Ora faccio a modo mio anche se è stato proibito. La cozza nera. E adesso che l'ho mangiata sento già una strana voglia e non so più cosa fare. Restando nel tuo letto, di là lei ti guarda, come dire sono qui, non mi prendi. Puoi tentare di capire, afferrarla per la mano, quando vedi che non c'è ti lascia andare. La cozza nera è il mio frutto preferito. Ora faccio un po' di dieta perché è stato proibito. La cozza nera, tutti dicono che è inquinata, ma la gente che ne ha voglia quasi sempre la vuol mangiare. La cozza nera è il mio frutto preferito. Ora faccio un po' di dieta perché è stato proibito. La cozza nera